Venire incontro alle fasce di clienti più deboli. Questa è una delle mission di MOM, Mobilità di Marca, la società unica del trasporto pubblico locale. Per questo MOM, i sindacati CGIL e CISL e UIL, sotto l'egida della provincia di Treviso, hanno appena siglato un importante accordo. Per tutti gli anziani che hanno compiuto i 70 anni e con un reddito ISEE inferiore a 16.000 euro l'anno, l'abbonamento al trasporto pubblico sarà gratuito. Per gli anziani con un reddito compreso tra i 16 e i 30.000 euro, l'abbonamento sarà scontato del 50%. Ottenere le agevolazioni, improntate a criteri di equità per fasce di reddito, sarà semplicissimo. Basterà ottenere una certificazione ISEE presso un qualsiasi CAF e quindi recarsi in una biglietteria MOM. Le agevolazioni per ora riguardano Treviso e l'Interland, ma si estenderanno presto ad altri comuni. Dal 10 febbraio 2014 siamo partiti con Treviso e 10 comuni dell'area trevigiana. Esistono già degli altri sistemi in Vittorio Veneto, Conegliano ed Asolo. Quello che noi ci siamo prefissi è quello di adeguare tutte queste agevolazioni al sistema Treviso già dal prossimo anno. Non solo anziani, l'accordo prevede di andare presto incontro anche alle famiglie, con sconti per chi ha più figli con abbonamento studente. Un'attenzione sociale che MOM ha nel suo DNA, essendo un'azienda principalmente controllata da enti pubblici. Fare un'attività di carattere sociale, cioè venire incontro in questo periodo di crisi a una situazione nella quale poter agevolare le persone, soprattutto due tipi di categorie di persone, gli anziani ultra settantenni e le famiglie che hanno delle persone che utilizzano, dei figli che utilizzano il trasporto pubblico locale, venire incontro alle fasce più deboli. MOM, che ha iniziato la sua operatività a gennaio 2014, è nata dalla fusione di 4 aziende di trasporto pubblico locale sotto la regia della provincia di Treviso. Un'aggregazione che ha generato fin da subito importanti economie di scala, 1 milione di euro l'anno già risparmiati, e ha ulteriormente innalzato i livelli di efficienza. Le 4 società di trasporto pubblico su gomma della provincia di Treviso dovevano essere unificate per fare delle economie, prevedendo già una situazione difficile per i trasferimenti pubblici, facendo delle efficienze di servizio, razionalizzazione del personale per dare maggiore servizio pubblico ai cittadini. La mobilità è quindi il soggetto che siamo riusciti ad affermare unico in provincia di Treviso sia un soggetto importante, perché il servizio della mobilità è un servizio che spesso viene sottovalutato. Le esigenze e i bisogni di mobilità della cittadinanza invece sono elevatissimi e spesso, tra l'altro, avere un servizio pubblico efficiente dà risposta proprio a quelle fasce più deboli che hanno più bisogno.